La Regione è pronta al ricorso contro il metanodotto sottomarino Trieste-Villesse, se ne parlerà alla conferenza dei servizi. Di ieri la notizia del via libera del governo al progetto di Snam Rete Gas per un metanodotto da Trieste a Villesse, passando al largo di Grado. Un via libera alla compatibilità ambientale del progetto arrivato dai ministeri e contro il quale la Regione ha annunciato il ricorso. La parola definitiva spetterà però alla conferenza dei servizi convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico. In quella sede l'amministrazione Serracchiani assicura che dirà un no ancora più definitivo sull'intera questione, che comprende anche il progetto del rigassificatore di Zaule. Poco fa un vertice tecnico in Regione seguito da Anna Vitaliani. Avvocatura della Regione, tecnici dell'assessorato all'ambiente studiano come procedere contro il governo. È il tavolo istituito dall'assessore all'ambiente Saravito, che ha deciso di impugnare il decreto ministeriale sul metanodotto di Trieste, progetto di Snam Rete Gas. Decreto che di fatto ha detto sì, l'opera si può fare, ma la Regione non ci sta. Ma sicuramente impugnare questo provvedimento, che ricordo è un'opera che è strettamente funzionale alla realizzazione del rigassificatore di Zaule, dove insomma in più occasioni la Regione ha espresso la propria posizione di contrarietà. Rigassificatore in effetti fermo da tempo, poiché era impossibile convocare la conferenza dei servizi senza il via libera sul metanodotto. Via libera arrivato quasi come un fulmine a ciel sereno, spiega l'assessore, senza alcuna comunicazione ufficiale. A postare il decreto datato 12 giugno, ieri su Facebook Aris Prodani, deputato triestino del gruppo misto, che ha già deposto un'interrogazione parlamentare per capire quando il Mise intende procedere. Adesso il parere c'è, quindi il quadro è chiuso, quindi nella conferenza dei servizi decisoria ogni ente potrà portare le proprie motivazioni, se è favorevole o contrario. Saranno tutti contrari? Sui giornali e con diversi atti tutti gli enti territoriali hanno confermato e ribadito la propria contrarietà. Quella sarà la sede opportuna per portare le proprie motivazioni.